Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto del consueto Spazio Più dei professionisti imprenditori uniti del martedì pomeriggio. Oggi è il 6, no il 7, oggi è il 7 luglio 2026 e sono qua negli studi della mitica Radio Libertà con di fronte a me la mitica regista Natalia che appunto ci consente di fare questa trasmissione. Se non ci fosse lei ci attaccheremmo al tram. E, appunto, io sono Mimo Magnetta, sono il rappresentante del PIU Professionisti e Imprenditori Uniti, quello che da oltre 20 anni vi stordisce con le solite questioni che riguardano quei disperati, quei sempre lamentosi appartenenti al mondo del popolo delle partite italiane. Cioè questi hanno sempre da lamentarsi, hanno sempre qualche cosa da dire. Perché? Perché viviamo in un paese di M, perdonatemi, passatemi questo francesismo, perché appunto il nostro è un paese in cui se uno si sceglie un lavoro, se lo compra, se lo paga, ci lavora appunto investendo, tirando fuori i soldini dalle tasche e creandosi appunto la propria attività, invece che ricevere un attestato di stima, non dico di ringraziamento da questo Stato, invece si vede sempre di più opprimere. Ultimamente saranno una quindicina d'anni che più o meno vi stordisco con queste questioni, per esempio su quello che riguarda in particolar modo il mondo dei venditori ambulanti, dei commercianti ambulanti, ma prima di loro ho avuto modo di parlare di pescatori, ho avuto modo di parlare dei tassisti, dei balneari, ho avuto modo di parlare anche di avvocati e farmacisti, ma di loro pochissimo, perché guarda caso quando l'Unione Europea si è inventata una direttiva che andava a intaccare anche gli interessi di queste due particolari categorie di lavoratori, ecco loro sono stati subito esclusi, perciò farmacisti, avvocati, ma poi se vogliamo andare anche un po' di là, i proprietari per esempio, i gestori delle autostrade, quelle dell'acqua che dovrebbe essere pubblica, quelli loro che appunto incidono sul territorio, perché appunto chi commercializza appunto l'acqua, che è un bene pubblico, quello è appunto, essendo un bene pubblico, va a incidere sul territorio, va a incidere sul nostro mondo. Ecco, loro non sono stati minimamente toccati. Invece, per esempio, gli ambulanti, che è una categoria che si sveglia alle 3, alle 4 del mattino, che verso le 6 colloca i propri banchi, i propri ombrelloni, su cui poi ci mette le merci da vendere, ecco loro invece sono stati inseriti proprio di prepotenza in quella che è una direttiva europea dell'Unione Europea che si chiama Direttiva Europea Bolkestein, che in pratica li condanna alla sparizione totale. Questa categoria nel 2030, se va bene, ma se non accadrà anche prima, perché secondo me l'indirizzo è quello di farli sparire prima, appunto, dato che loro appunto poveretti vanno, s'accontentano di mettere i loro banchi sull'asfalto, sulla pubblica via, poi dopo 7, 8 ore di lavoro ritirano sui loro banchi i loro ombrelloni e se ne vanno, ecco, commettono il delitto di furto di terreno pubblico. Cioè quelli quando vanno via si portano via anche pezzi di asfalto, pezzi di strade, no, e allora giustamente, dato che si portano via una proprietà appunto che appartiene allo Stato, alla nazione, devono essere appunto messi sotto questa direttiva europea che è stata decisa da un tizio che di quello che erano i mercati europei non ne sapeva proprio una mazza, e perciò insomma praticamente questi lavoratori autonomi che si sono comprati il lavoro, perché voi dovete sapere che in Italia per fare il lavoratore autonomo, appartenere al popolo delle partite IVA, il lavoro te lo devi comprare. Ecco, noi abbiamo avuto centinaia di migliaia di lavoratori ambulanti in Italia che si sono dovuti comprare le piazzole su cui praticamente hanno lavorato per una vita. Ecco, adesso invece a causa di questa direttiva europea che si chiama appunto Bolkestein, a breve si vedranno privati di quello che lo Stato li ha prima costretti a comperarsi, perché se tu non ti comperavi
la piazzola da un altro che appunto in pratica se la vendeva, tu non potevi lavorare. Una volta per esempio che io l'ho fatto anch'io per 35 anni questo lavoro, mi sono fatto i vari miei corsi, ho fatto i vari esami alla Camera di Commercio, ehm, ho superato quelle che erano tutte le varie, procedure che erano necessarie per poter appunto fare il venditore all'aperto, su mercati aperti di io vendevo generi non alimentari, altri che vendevano generi alimentari avevano dei vincoli un pochino più stretti. Ecco, però appunto per poter far quel lavoro io ho dovuto tirar fuori i soldi, ho dovuto comprarmi, ho dovuto fare begli atti di compravendita pagando gli oneri fiscali a questo Stato. E praticamente che è successo? Che io ormai sono tanti anni che ho smesso di esercitare questa professione, ehm, ed è stato meglio così insomma. Ma ci sono altri, i miei ex colleghi che appunto invece continuano, che hanno fatto begli investimenti, perché oltre ad aver rilevato l'azienda, il ramo d'azienda da altre persone che avevano smesso insomma per raggiunti i limiti di età, oltre che appunto aver, rilevato lì il ramo d'azienda di queste persone, poi hanno fatto investimenti non non leggeri. Hanno fatto bei mutui, si sono ipotecati case, beni e cose varie per poter comprare i mezzi. Per esempio, ecco, io penso a quelli che vendono polli o pesce fritto sui mercati, quelli hanno dei mezzi che costano minimo 200.000 €, se non di più. Ecco, gente appunto come questa che ha fatto investimenti molto importanti sui mezzi di lavoro, si ritrovano col rischio che da qua a poco tempo ci sarà la messa al bando delle loro attività lavorative e potrà anche accadere che arriva un pinco pallino, che ne so, dall'Olanda anziché dal Lussemburgo, anziché dalla Spagna o dalla Germania e venga ed entri in possesso di quello che è stata l'attività con cui loro hanno mantenuto intere famiglie. Perché appunto questo è un lavoro che appunto quello del venditore ambulante è un lavoro che ha dato parecchio da vivere a tanta gente. Io stesso che sono qua, io devo ringraziare questo mestiere perché se mio padre prima e io poi appresso non fossi appunto non avessi avuto appunto questa opportunità del lavorare per strada, io non sarei arrivato a questo livello qua insomma. Tutti gli studi, tutte le cose che ho appreso, io le ho apprese stando sui mercati. Secondo me a me dovrebbero per esempio riconoscere una laurea honoris causa in psicologia, perché quando tu fai un lavoro del genere la prima cosa che impari a conoscere la gente, impari subito a inquadrarla. Ma appresso a quello poi sono venute fuori tante altre qualità, per esempio il lavoro che io ho svolto stando sempre in mezzo alla strada m'ha proprio mi ha fatto diventare ancora più combattivo di quello che già non ero. Certo è che appunto uno dice: "Ammazza, io mi sono fatto un mazzo così, ho investito un sacco di soldi per comprarmi le attività lavorative, per comprare i mezzi che appunto mi servivano a fare questo lavoro e mo' praticamente mi ritrovo con un pugno di mosche in mano", perché questo accadrà, perché appunto quando partiranno i bandi a seguito di un nuovo decreto legge che ha fatto appunto il ministro Urso, in cui appunto in pratica, santifica e sancisce che appunto debbano essere applicati quelle che sono le misure dell'intesa del 2012 su appunto su come fare i bandi e cose varie. Praticamente ecco, insomma, se quel decreto che il ministro Urso ha appunto emanato manco un mese fa, e diventasse operativo un po' dappertutto, sarebbe la catastrofe. Ma prima ancora che questo possa avvenire, ci sono certi comuni in Italia che hanno già cominciato a fare un po' come gli pare a loro. Cioè, per esempio c'è il comune di Vidigulfo sul Naviglio che ha deciso di far subito i bandi, quello non so di cito adesso mi a caso così, di Cernusco sul Naviglio, quelli di Gorgonzola o quelli, che ne so, di San Giovanni in Valdarno, per dire decidono di fare altrimenti lo possono fare, perché in Italia, come è una cosa abbastanza, risaputa, ogni comune poi fa un po' come che gli pare e piace. Cioè c'è una libertà di interpretare le leggi che fa paura. D'altronde cioè che succede? Viviamo in un paese in cui
c'è, ecco, salto di palo in frasca. Per esempio c'è un giudice che se uno t'arriva e ti dà 10 coltellate alle spalle senza riuscire ad ucciderti, manco cioè, fa fatica a tenerlo in galera perché dice: "Vabbè, ma in fondo manco l'ho ucciso", insomma. Oppure quell'altro che non so, piglia e quando subisce una rapina, esce fuori dalla propria il gioielliere che ha subito una rapina, che è uscito fuori dalla gioielleria sparando contro i banditi, ne ha ammazzati un paio, gli danno anche 18 anni, perché dice: "Beh, in fondo quelli se ne stavano scappando, tu gli hai sparato alle spalle, è giusto che ti fai 18 anni di galera". Allora noi abbiamo appunto viviamo in un paese in cui le leggi vengono liberamente interpretate. Noi abbiamo certa magistratura che a volte abbiamo alcuni magistrati che castigano in una maniera esagerata e a volte altri che invece arrivano a trovare giustificazioni proprio uniche, un po' come quello appunto il giudice c'è stato un magistrato appunto a Milano che, quando si è ritrovato una nuova risorsa di quelle appunto un extracomunitario che, vicino alla stazione centrale spacciava droga, praticamente questo giudice l'ha mandato fuori dicendo: "Beh, poverino in fondo se non spaccia come fa a campare?" Cioè come se in Italia non esistessero, un sacco di associazioni, di realtà caritatevoli che distribuiscono quotidianamente, cibo e vestiari a chi ne ha bisogno. Vabbè, insomma questo è il solito d'altronde questa è la Radio Libertà, è una radio che appunto trasmette dal seminterrato del Palazzo della Lega, perciò se non faccio un po' di queste battute così, a livello appunto di tutela o comunque a livello un po', di difesa di quello che è appunto il nostro popolo, il nostro territorio, non ci stare bene qua insomma. Però appunto io oltre che fare queste battute, queste sparate qua appunto, io faccio molta difesa, faccio praticamente un giornalismo sindacale. Sono sindacalista, giornalista in pratica. Uso l'opportunità, il privilegio che questa radio da oltre 20 anni mi dà di appunto di utilizzare questi microfoni per, portare avanti quelle che sono le azioni di difesa delle categorie di lavoratori che, a me da tanto tempo anche mi si rivolgono insomma, perché appunto il PIU, Professionisti e Imprenditori Uniti, esiste da quasi 30 anni, da tanto esiste la Lega, tanto esiste appunto il PIU, ha svolto diversi processi in difesa dei lavoratori che appunto a esso, a questa associazione si rivolgevano e qualche risultato a casa l'ho portato. Insomma, ancora oggi io, Mimo Magnetta, vengo appunto, riconosciuto da chi, per i meriti, per il lavoro che ho svolto in difesa appunto di questo lavoro. E a proposito di questo che appunto, ecco, devo ricordare a tutti gli ambulanti italiani che appunto sono in ascolto, che comunque a voi che ascolteranno, questa trasmissione che io sto facendo, perché voi lo sapete che le trasmissioni che facciamo noi da Radio Libertà rimangono tutte quante su Facebook, sui social, su Facebook o su YouTube e volendo finita la trasmissione anche nei giorni a venire potete benissimo riascoltarvele e sentire. Comunque appunto è il dovere mio ricordare appunto a tutti gli ambulanti italiani che ascolteranno queste mie parole di essere presenti a quello che sarà un appuntamento molto importante che si svolgerà venerdì 10 luglio 2026. Ripeto, venerdì 10 luglio, perciò praticamente fra pochi giorni, si svolgerà a Roma, presso la sede della FENAPI, che è un sindacato appunto che in corso d'Italia al 39 a Roma, alle ore 10 ospiterà tutti gli ambulanti italiani che vorranno essere presenti per discutere di quelle che saranno le forme di lotta da intraprendere in difesa del nostro lavoro. Io dico nostro, anche se ormai non saranno 15 anni che non faccio più questo lavoro, però per me, dato che a me m'ha fatto crescere insomma in tanti sensi, io continuo appunto, a ritenermi parte del settore, parte della combattiva truppa che è quella appunto formata dai venditori ambulanti italiani. Voglio fare un piccolo inciso: a Milano esisteva una volta
un'associazione di capifamiglia dei fruttivendoli di Bisceglie. Erano ben 5.000 capifamiglia, facevano tutti quanti i fruttivendoli, chi presso negozi, chi presso l'ortomercato e chi presso le bancarelle sui mercati. Beh, questi 5.000 capifamiglia di Bisceglie, tutti di Bisceglie, no, praticamente erano in grado di fare eleggere dai 7 fra deputati e senatori. Queste persone, quando appunto in pratica venivano elette, passavano, il loro primo impegno era quello di prendere e difendere in ogni modo quella che era la categoria dei venditori ambulanti quando venivano minacciati da qualche legge ingiusta. E perché di leggi ingiuste non è che si è dovuto svegliare Fritz Bolkestein per inventarsene a carico degli ambulanti, ce ne sono sempre stati di fautori di questi atteggiamenti molto solidari con appunto questi lavoratori. Ripeto, in fondo i commercianti italiani, sia quelli che lo fanno in forma ambulante o in forma fissa, in fondo non chiedono niente, perché il commerciante o comunque l'appartenente al popolo delle partite IVA, quella che praticamente la piccola e media impresa, che sono in pratica quelle attività che formano la spina dorsale di quello che è il nostro paese, perché l'Italia si basa parecchio anche sui frutti che queste piccole e medie imprese, perché anche gli ambulanti fanno parte delle piccole e medie imprese, danno appunto al nostro paese. Io l'ex ministro Calenda, il ministro dello sviluppo economico, all'epoca si chiamava Mise, durante una riunione che facemmo appunto proprio per contrastare questa direttiva europea che ci avrebbe massacrato, e così sta avvenendo. Praticamente io all'allora ministro Calenda, sottolineai quanto importavano, qualche valore davano i venditori ambulanti in termini di oneri fiscali. Ecco, quando io al ministro Calenda spiegai che gli ambulanti degli italiani significavano 4 miliardi e mezzo di euro, dice di euro in oneri fiscali, questo spalancò gli occhi. Come? Così tanto? Sì, cioè una volta noi venivamo considerati, non si offendano le etnie zingari, venivamo considerati come gli zingari, gli stroli in milanese, no? Ecco, però ecco, questa categoria di semplici venditori ambulanti hanno prodotto allo Stato italiano oneri per 4 miliardi e mezzo di euro, perciò non bruscolini. E questo rimase così. Infatti la sua posizione nei nostri confronti cambiò, dall'oggi al domani cambiò. Cioè quando appunto si informò meglio su quello che significava questo comparto di lavoratori, cambiò atteggiamento, e infatti da allora sono passati 12 anni in pratica, perché fate conto che già all'epoca l'intenzione era quella appunto di disarticolare, di smembrare, di far sparire gli ambulanti. Perché voi vi direte: "Ma perché? Come mai?" Perché tutti quanti vogliono il mercato, ma non lo vogliono sotto casa propria. È un po' come qua a Milano. A Milano ci sono un sacco di radical chic che quando si parla di extracomunitari dicono: "Ma poverini, cosa fanno? In fondo vengono qui perché nel nostro paese si lavora, si sta meglio". Però ecco, quando poi appunto per esempio quando vengono creati centri d'accoglienza per queste persone, tutti quanti: ma è giusto che si creino i centri d'accoglienza", perché tutti quanti vogliono che i centri d'accoglienza non vengano mai creati sotto casa loro. Io centri di accoglienza in via San Pietro all'Orto, in corso Vittorio Emanuele, in piazza San Babilo, non ne ho mai visti crescere. Oddio, se passate la sera, per esempio, in corso Matteotti o anche in via San Pietro all'Orto, sotto i portici che ci sono in quella zona, si è creata una sorta di favela, perché appunto ci sono tanti che sono in giro, tanti poveretti, tanti senza casa che sono in giro per il centro di Milano, o tanti si fermano a dormire anche là. Io mi ricordo che in via San Pietro all'Orto, che è lì vicino dove abita anche l'ex sindaca Moratti, c'è un portico che proprio ha molto frequentato da questi senza casa, e quelli stanno là. Però ecco, centri di accoglienza di quelli istituzionalizzati, un po' come quello che c'è in via Corelli, oppure Pane Quotidiano, ecco, che sta in viale Monza 1,
però vabbè, lì è una zona abbastanza decentrata, ma c'è l'altro che sta in Corso Tibaldi, l'altro pane quotidiano che sta in Corso Tibaldi, che sta proprio dietro a fianco, a ridosso della Bocconi, ecco. Non fa molto piacere tutta la processione di bisognosi che si crea ogni giorno, ogni mattina, per poter accedere a quelli che sono i beni che vengono dati da questi enti di promozione sociale che aiutano appunto il prossimo. E appunto tutti quanti vogliono fare i radical, vogliono fare appunto i garantisti, quelli che accolgono, ma non sotto casa loro. Idem con patate. I mercati in Italia hanno sempre fatto comodo, però nessuno li vuole mai sotto casa sua, perché appunto in pratica dice: se no dove parcheggio la macchina? Io ho fatto il mercato, ho lavorato per 10 anni nel mercato di Viale Papignano, un mercato che era segnato anche sulle guide turistiche, ci arrivavano turisti giapponesi e mi facevano vedere la guida in giapponese con su appunto il mercato di Viale Papignano. Cioè, perciò praticamente era un'attività che richiamava gente, però appunto quelli che abitavano là erano incazzati persi, perché dicevano: ma io ogni volta che c'è il mercato, in Viale Papignano il mercato c'era il martedì e il sabato, sono costretto a spostare la macchina e se me ne scordo o mi rimuovono la macchina o mi danno anche la multa. Ed erano parecchio velenosi. Sta di fatto che appunto, grazie anche all'impegno sindacale che per questo elemento che vi sta parlando attraverso questa radio ha prodotto nel corso di tanti anni, il mercato di Papignano lì è nato e lì ancora oggi c'è, e penso e spero che morirà là. Cioè morirà là quando appunto, quando morirà il mondo, moriranno anche i mercati, perché i mercati sono una tradizione, sono un presidio sociale, perché laddove c'è un mercato c'è anche tanta sicurezza, perché appunto la prima sicurezza è quella che ogni cittadino fa sul posto che appunto in cui abita, in cui lavora. Fatta questa premessa abbastanza lunga, ecco, vi ricordo che venerdì 10 luglio alle ore 10 in Corso d'Italia 39, praticamente vicino a Porta Pia, ci sarà questa, alle 10 ci sarà appunto questa riunione di tutti gli ambulanti italiani che dovranno appunto decidere che cosa fare per poter difendere il proprio lavoro, perché se no ormai siamo arrivati al capolinea, perché per quell'atto che il ministro Urso, che secondo me è stato mal informato, ha messo in atto il 22 giugno, mi pare sia stata la data di quando Urso abbia fatto questa nuova cosa, in pratica i mercati italiani saranno destinati a fallire, e questo indipendentemente dal fatto che gli ambulanti abbiano ricevuto o meno la proroga fino al 2030, perché con questo nuovo dispositivo creato appunto, inventato dal ministro D'Urso, potrà accadere che ogni comune d'Italia si muova come meglio crede. E con questo siamo giunti alle 15:30, alla prima parte della nostra trasmissione, e perciò rimanete con noi, ma diamo la pubblicità. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale.
Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Spero che la signora Lisetta sia contenta che speriamo di aver indovinato la canzone giusta, perché qua l'album c'è un sacco di canzoni. Comunque gliela dedichiamo con tutto il cuore. Allora, siamo sempre sullo spazio più del martedì pomeriggio, sono sempre Mimmo Magnetta e mi sono scordato di dirvi che se volete potete chiamare direttamente, cioè allo 02 92 94 72 22. Se volete potete chiamare in diretta e dirci la vostra senza filtri e né censure. Io ho qua sotto gli occhi il Fatto Quotidiano di lunedì 6 luglio, di ieri praticamente. A pagina 11 c'è un bel titolo: Masse, solo la religione raduna milioni di persone. La politica è ormai ridotta a piazze e urne vuote. Beh, forse c'ha ragione, questo è un articolo di Fabrizio D'Esposito che si intitola Il chierico vagante. Forse c'ha ragione, è vero, sì, in effetti è solo la religione che raduna milioni di persone. Infatti io ieri sono stato testimone
di un raduno non di milioni di persone, ma ci saranno state perlomeno 300 persone che sono venute tutte quante al chiosco a Fagnano Lona da Mario, no? A Fagnano Lona ci sta un chiosco appunto da Mario che sta in via Cadorna 25, e in questo chiosco ieri abbiamo fatto la festa al cappellano del carcere di Bustassizio, che si chiama Don David Maria Riboldi, perché appunto ieri compiva 44 anni e non 43, perché appunto ieri aveva barato di un anno. Lui è nato nell'82, perciò ieri ha fatto 44 anni, se la matematica non è un'opinione. È stata l'occasione appunto per festeggiare il compleanno di questo santuomo, che è un santuomo ma è un diavolo. L'hanno detto, l'hanno ripetuto in diversi illustri ospiti che hanno partecipato a questa serata, perché è uno che quando piglia di mira, quando mira un obiettivo non lo molla, finché non lo raggiunge, finché non lo tiene, non demorde. E comunque appunto, oltre che festeggiare il compleanno di questo santo uomo, appunto, che risponde al nome di Don David Maria Riboldi, e abbiamo appunto, è stata anche l'occasione per presentare un libro che lui ha appunto scritto in collaborazione con Marco Linari, intitolato Nessuno nasce innocente. Ecco, appunto, c'è stato, in questa occasione abbiamo fatto la festa a Don Davide, poi abbiamo anche sentito, c'è stata la presentazione di questo libro che io per esempio non sono riuscito ad avere, perché non l'ho preso subito. Quando mi sono avvicinato al tavolo erano già venduti tutti e sono rimasto fregato. In compenso a Don Davide gli ho regalato il mio di libro e vediamo un po' cosa ne dirà lui. Ecco, Don David è un diavolo di uomo, anche se appunto è un prete. Lui appunto è entrato in seminario che era piccolino, non so se avevo 13 o 14 anni, perché ha sentito la chiamata di Nostro Signore, è entrato in seminario, insomma ne è uscito fuori sacerdote. Appresso al suo impegno è stato in parrocchia, si è occupato di parrocchie, di oratoria a Cernusco su Navigno e anche da altre parti. Insomma, alla fine è finito a Bustarsizio ed è diventato il parroco della chiesa di Sant'Anna e nonché il cappellano del carcere di Bustarsizio. E questo diavolo di santo uomo, che io appunto ho scritto alcuni appunti, cioè lui è un imprenditore donatoci dal cielo, che quando ha risposto alla sua chiamata, e sua intendo al principale, quello che sta proprio in alto, con la sua assillante insistenza ha saputo dare risposte e lavoro a ben 48 persone svantaggiate. Queste persone svantaggiate, ve lo semplifico, sono carcerati o ex carcerati. Ecco, Don David Maria Riboldi ha creato tutta una serie di strutture operative di lavoro, e dove appunto ha dato lavoro a ben 48 persone. Di queste 48 persone una sola è ritornata in galera, uno solo appunto è stato recidivo, ma di 48 persone lui ne ha salvate 47. Penso che ne salverà ancora di più, perché veramente questo è un buon uomo, è un santo veramente instancabile. L'hanno testimoniato anche diversi politici che hanno partecipato ieri alla serata, in cui tutti quanti, insomma, nessuno di questi non ha potuto dire che era arrivato che a volte arriva al limite dello stalkeraggio. Pur di far del bene, questo diavolo di sacerdote che è Don David Maria Riboldi ne fa, cioè non si arrende mai. Comunque appunto Don David Maria Riboldi è il creatore della Valle d'Ezechiele, che è una cooperativa sociale, che appunto in pratica ha creato un birrificio. Oltre che creato un birrificio, poi ha creato anche questo chiosco appunto che si trova nel pieno paese di Fagnano Lone, si trova in via Cadorna al 25, dove appunto se voi andate lì potete gustarvi tutte le birre che la Valle d'Ezechiele, che il birrificio produce, una più buona dell'altra, e poi potete mangiare, tutti fanno panini, patatine fritte, poi vendono prodotti fatti in diversi carceri italiani, tipo non so, taralli o biscotti o marmellate, no? Vendono
tutte cose che vengono prodotte e a Busto Arsizio e anche in altre carceri italiane. Ecco, appunto ha creato il birrificio che è appunto Fagnano Lona, che sta appunto in uno sprofondo, cioè era in una zona dove erano tutti quanti capannoni pressoché abbandonati, lui appunto ne ha acchiappato, se ne è fatto assegnare uno e lì ci ha creato questo birrificio e produce questa birra che viene consumata, viene venduta e consumata ed è molto buona in diversi posti. Poi ha creato appunto questo chiosco da Mario appunto in via Cadorna 25. Adesso ha avuto un'assegnazione a Busto Garolfo, che io m'ha detto mia moglie guardando ieri sulla stradina che in pratica Busto Garolfo è più verso Magenta, e comunque io manco sapevo che esistesse per Busto Garolfo, per me esisteva solo Busto Arsizio. Ieri ho scoperto che esisteva anche Busto Garolfo e praticamente ha aperto quest'altro chiosco e anzi sta cercando baristi e bariste specializzate per gestire questo chiosco anche a Busto Garolfo. In più hanno degli appezzamenti di terreno molto estesi che li ha avuti in comodato gratuito da vari personaggi, da varie persone, insomma, dove appunto hanno fatto delle culture di mirtilli, cioè hanno perciò mirtilli, kiwi, verdure varie. Ecco, i mirtilli per esempio sono quelli che usano per fare la birra di mirtilli, a cui hanno dato il nome del nostro, no, il cognome anzi del nostro attuale Papa. Hanno fatto la birra Prevost, che praticamente è una birra rossa di quasi 6 gradi. Io per esempio ne ho bevuto una, mi sono mezzo ubriacato perché io la birra rossa la reggo a fatica, no? E comunque appunto hanno questi terreni a cui hanno dato il nome Sudaterra, che uno appunto la terra fa sudare, insomma, praticamente in questi terreni lui ci manda a lavorare tutti quanti ex carcerati oppure carcerati che hanno ottenuto il permesso di poter lavorare all'esterno, lui appunto li manda lì, li manda a sudare su questa terra, così col sudore di questi lavoratori appunto crescono anche buoni frutti. Io per esempio sono stato lì a Sudaterra e ho contribuito anch'io alla raccolta di mirtilli, solo che invece che dalla pianta metterli dentro nel vasetto, li mettevo direttamente in bocca. Mi sono mangiato una marea infinita di mirtilli, quasi da stare male, però appunto comunque c'avevo mia moglie che invece ne ha raccolto un secchio, in pratica, perciò quello che non ho fatto io l'ha fatto lei. Dopodiché appunto ci siamo dati a visitare anche le galline, perché hanno un sacco di galline che producono delle uova squisite. Ecco, voi sappiate che se andate a trovare queste persone appunto o alla Valle del Zacchiere, dove volendo potete andare a fare approvvigionamento di birra, o se no appunto andando al chiosco da Mario in via Cadorna 25, potete appunto gustare panini, cibi vari fatti appunto con prodotti della terra, appunto prodotti da loro, da questi detenuti o ex detenuti, ed è un qualche cosa di bello. Se poi qualcuno ha anche un po' di tempo da dedicare, per esempio c'ha una giornata che dice io sono stanco di stare a guardare la televisione, di leggermi il libro, se volete potete anche andare in questi posti qua e prestare anche un'opera di lavoro volontario. Per esempio nel campo, nel terreno Sudaterra, volendo c'è sempre bisogno di braccia nuove per raccogliere i frutti che le coltivazioni danno, e chiunque è sempre ben accetto. Perciò appunto se siete stanchi di stare a poltrire, se siete stanchi di stare lì a far niente, se volete provare il gusto del lavoro della terra, cioè se ci chiamate, se per esempio potete anche chiamare me, e io per anni ho sempre dato il mio numero da queste frequenze. Segnatevi sto nome, Mimmo Magnetta, segnatevi sto numero 339 11 70021. Se volete mi chiamate, io vi do i riferimenti o comunque vi do gli indirizzi per andare ad aggiungervi
agli operatori di bene e che appunto in pratica accolgono la chiamata di Don David Maria Riboldi, perché tutti quanti noi che siamo approdati in queste oasi di bontà, di bene e anche molta buona manodopera, perché siamo stati coinvolti da quel diavolo appunto di Don David Maria Riboldi. Se volete entrare a far parte anche voi di questo circolo, che non è un circolo vizioso, è un circolo appunto che fa bene all'anima, chiamatemi e appunto io vi darò vi metterò in contatto con loro, con chi appunto vi saprà ben accogliere e ben impegnare. Dicevo appunto che Don Davide è un imprenditore, l'imprenditore di un figlio di Dio. Cioè, Don Davide, ecco l'ho scritto qua, Don Davide è l'imprenditore di un figlio di Dio, cioè un imprenditore donatoci dal cielo che da quando ha risposto alla sua chiamata, con la sua assillante insistenza, ha saputo dare risposte e lavora a ben 48 persone. Sì, questo ve l'avevo già detto, ve lo ripeto per far meglio capire che appunto a volte quando si sta in situazioni del genere, quando per esempio si parla tanto di crimine, di pene che devono essere giustamente date, forse la pena maggiore da dare è quella di prendere e mettere certe persone che arrivano a fare certe scelte delinquenziali, metterli a lavorare. È una sorta di lavoro forzato a fin di bene. Ecco, invece di far stare chi non ha voglia di lavorare a oziare per 24 ore al giorno in una cella, e peraltro anche un po' affollata, perché generalmente, e questo voi lo scoprite ogni venerdì nella trasmissione che io faccio con Antonio Fellone e con Federico Lo Sparacazzate, appunto, in cui si parla di forze dell'ordine, si parla di prigione. Ecco, appunto, abbiamo le galere italiane che straboccano di carcerati, ce n'è un fottio in più. Ecco, queste persone che stanno buttate lì sulla branda, a volte buttate anche per terra, perché ora è venuto fuori che in pratica c'è stata una disposizione del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che dà la disposizione di mettere anche materassi a terra per far dormire i carcerati, perché ecco, si è scoperto che certi carceri la sera non ricevevano più e soprattutto le case circondariali, che sono quelle deputate a ricevere gli arresti quotidiani. Ecco, alcune di queste case circondariali non ricevevano più, non accettavano più arrestati la sera, no? Perché non sapevano dove mandarli. Ecco, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha pensato di ben risolvere questa problematica dando l'ordine di far dormire la gente sui materassi a terra. E che c'era bisogno di una disposizione nuova? Questa è una cosa che da sempre esistita. Io mi ricordo che dal 1980, no? Cioè, fate conto che nel 75 è stato emanato il nuovo ordinamento penitenziario. Beh, praticamente da poco dopo, già dal 1980, venivano messi i materassi per terra per far dormire i carcerati a terra, perché non c'erano letti. E che fai? Emani un dispositivo del genere? Oh, cioè, ma dico, vedi, siamo uomini o caporali, ma stiamo facendo le cose, le facciamo sul serio o vogliamo pazziare? Cioè, tu Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, invece di prendere e trovare soluzioni legislative, giuridiche, di regolamenti validi per risolvere appunto quella che è una questione molto, molto pesante, prendi e dai un ordine che praticamente è già una consuetudine. Cioè, le galere italiane sono piene di carcerati che dormono sui materassi messi per terra. Cioè, il nuovo capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dimostra di non sapere manco quello che succede nel mondo che lui dovrebbe amministrare. I materassi per terra sono una consuetudine. Comunque, al di là di questo, invece di farli dormire sulle brande o materassi buttati a terra, invece di tenerli fermi, rinchiusi per 23 ore al giorno, perché hanno un'ora d'aria da fare, a fare niente, mandali a fare i lavori.
che possono essere socialmente utili, che possono essere, mettiamoli fra virgolette, forzati, perché io penso che se a una persona tu gli dici guarda c'hai come opportunità quella di startene 24 ore chiuso in una cella, oppure te ne puoi stare 10 a raccogliere i mirtilli, per esempio, nel campo su da terra di Don David Maria Riboldi, quello sicuramente accetta di prendere e andare a raccogliere i mirtilli. Che poi fra un mirtillo raccolto e un mirtillo ingoiato il passo è breve, insomma. Io per esempio sono andato a prestare la mia opera di raccoglitore di mirtilli, ma sono stati più quelli che ho ingoiato, che ho trangugiato, piuttosto che quelli che ho messo nel cestello, insomma. Ecco, io inviterei appunto a chi è preposto appunto a risolvere certe problematiche a non inventarsi cavilli, orpelli e fesserie varie, ma a cercare appunto di creare soluzioni. Ripeto, abbiamo il problema che le celle sono troppo piene. Prima che esca fuori un nuovo Torreggiani, e voi dite chi è stato Torreggiani? Torreggiani è stato quel detenuto che, partendo dal carcere di Busto Arsizio qualche anno fa, ha fatto ricorso presso la Corte europea di giustizia, vincendo e obbligando l'Italia a pagare un sacco di multe in euro proprio, perché obbligando l'Italia a trovare la soluzione, perché diceva la Corte europea diceva che ogni detenuto in Italia aveva diritto a 8 metri quadrati di spazio, e perciò appunto se questi metri quadrati non venivano, non c'erano, in pratica l'Italia era condannata a pagare. Allora il discorso è questo: lo spazio si può creare inventandosi materassi per terra invece che ulteriori, non so, letti a castello, perché se ci sono già 3 letti a castello di 3 piani è difficile metterci anche il quarto. Però per esempio lo spazio lo puoi anche inventare mandando la gente invece che oziare, a lavorare, a far raccogliere i mirtilli, per esempio nel campo su da terra che ha saputo creare Don David Maria Riboldi, che appunto è il cappellano del carcere di Busto Arsizio. Cioè questo povero cappellano, questo indiavolato povero cappellano cosa ha fatto? Sapendo quali erano i suoi quelli che frequentavano i suoi pascoli, ha ben pensato: io mi invento qualche cosa di lavorativo, di valido a livello lavorativo, perché così quando qualcuno dei tanti disperati che entrano in carcere qui da me a Busto Arsizio, perché non è che a Busto Arsizio entrano solamente i boss, quelli di un certo livello, entrano pure un sacco di poveracci. Allora quando appunto qualcuno di questi poveracci esce, io lo prendo, lo metto a lavorare o al chiosco da Mario, o al birrificio, o all'altro bar, oppure a raccogliere i mirtilli o a raccogliere le uova che danno le galline, e gli do un lavoro. E dopodiché appunto obbligo, perché questo poi arriva a fare questo indiavolato sacerdote, riesce anche ad obbligare aziende, impresari della zona ad assumere appunto persone, capito? Noi appunto in pratica il problema della sicurezza, il problema del troppo affollamento nelle prigioni italiane lo possiamo risolvere anche in questa maniera, trovando una collocazione più umana e più appunto più civile a questi tanti che se no non si saprebbe dove farli dormire, insomma. Vabbè, ecco, io penso con questo di avervi già abbastanza ammorbato. Ecco, vi devo salutare anche perché oggi devo andare a un'altra presentazione di un altro libro, di un altro sacerdote che è stato anche lui cappellano. Questo è stato cappellano nel carcere di San Vittore, oggi presenta un libro alle spalle di Palazzo Reale e io c'ho l'obbligo anche di andare a sentire quest'altro che si chiama Don Giulio Mozzi, se non ricordo male, insomma. Comunque appunto, vabbè, vi saluto, così lascio alla mia stupenda regista Natalia il tempo per fare le varie procedure per la trasmissione che seguirà. Restate sempre su Radio Libertà e buon proseguimento d'ascolto. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più.